Sono rientrati dalla Turchia e atterrati agli aeroporti di Pisa e di Pratica di Mare gli aerei della Guardia di Finanza e dell'Aeronautica Militare che hanno riaccompagnato a casa un contingente dei Vigili del Fuoco che ha operato nelle città turche colpite dal sisma lo scorso 6 febbraio in aiuto a una popolazione stremata nella missione organizzata dal governo, dal Dipartimento della Protezione Civile. Il contingente USAR Veneto e Friulano è atterrato con un bimotore ATR-42 alle 20:20 all'aeroporto di Pisa. Gli uomini del corpo sono stati accolti dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana Marco Frezza e dal comandante di Pisa Nicola Cianelli del primo contingente USAR inviato in Turchia. In collegamento telefonico anche il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi. Il team USAR di Veneto e Friuli Venezia Giulia, composto da 15 operatori, è poi rientrato al comando di Venezia.